Rinnovato il consiglio direttivo dell'ADAS, Associazione Donatori Autonoma Sangue di Agrigento. All'unanimità è stato eletto il signor Antonio Marotta, presidente dei membri del Consiglio. La carica di tesoriere è stata affidata al signor Vullo Domenico Luca. Il vicepresidente, indicato dal presidente stesso come da statuto, è stato nominato il signor Michele Zambuto. Dallo stesso presidente viene nominato segretario il signor Giovanni Zambuto. Intanto vorrei partire facendo una premessa. Il giorno 23 di marzo del 2021 ci sono state le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell'associazione ADAS. Sono stati eletti 11 consiglieri, un revisore dei conti e 3 probiri. Quindi poi il 31 del corrente mese di marzo sono state date le cariche, quindi è stato eletto, diciamo all'unanimità, il sottoscritto Antonio Marotta, che a sua volta ha nominato nella persona del vicepresidente il dottore Michele Zambuto e il segretario il signor Giovanni Zambuto, mentre il tesoriere è stato nominato da tutti i componenti del direttivo. L'ADAS è un'associazione di volontariato che non ha bisogno logicamente di presentazioni, perché è sul territorio da diversi anni e si è occupata sempre di solidarietà sociale e promozione alla donazione. E non solo, anche si è occupato di fare una campagna di informazione e sensibilizzazione nelle varie scuole, a partire dalle scuole elementari, scuole medie e scuole superiori. Il nostro obiettivo qual è? È quello che facciamo da sempre: raccogliere sangue e portare il sangue al centro trasfusionale dell'ospedale di Agrigento. E, oltre a questo, il nuovo direttivo, composto gran parte da giovani, vuole dare un rilancio di questa associazione. Quindi il nostro intento prima di tutto è cercare di tutelare quella che è la sicurezza e la salute del donatore, perché le persone che vengono a donare non sono, a parte che sono persone sane, ma vengono a donare in un ambiente sano, dove trovano, diciamo, a disposizione il personale sanitario preparato e vaccinato. Parliamo anche del servizio che voi fate settimanalmente con delle emoteche che si spostano in delle piazze della nostra provincia affinché la gente vada a donare spontaneamente, un servizio sicuramente molto importante. Il nostro servizio non è legato solo alla città di Agrigento, il nostro servizio, diciamo, abbraccia 15 comuni dell'Agrigentino e quindi noi, attraverso le UDR mobili, che sono le autoemoteche, noi andiamo nell'Interland agrigentino, nei vari paesi dell'Agrigentino, a raccogliere il sangue che poi portiamo al centro trasfusionale all'ospedale San Giovanni di Dio, come già avevo detto in precedenza. Il nostro compito è quello di fare la promozione, sensibilizzare principalmente i giovani, le famiglie, perché in questo momento storico è un momento critico di pandemia dove molta gente con patologie acute e croniche fanno ricorso a delle trasfusioni. E quindi in questo momento il sangue, diciamo, o per paura o perché c'è stata una restrizione da parte delle autorità dello Stato, quindi ci troviamo ad avere una carenza di sangue. Quindi io vorrei invitare la gente a partecipare di più, a essere più sensibili e a donare, venire a donare il sangue per l'associazione ADAS di Agrigento. Quindi significa donare sangue, significa donare futuro, donare vita, donare salute.